Polizia, Finanza e Carabinieri presidiano i confini tra Italia e Slovenia. L'attenzione è massima per il possibile arrivo nei prossimi giorni di profughi dalla Croazia, paese che ne ha consentito il transito ma non la permanenza. I centri di accoglienza in Friuli sono pieni e molti richiedenti asilo potrebbero quindi raggiungere il Veneto. I profughi noi li accogliamo perché scappano dalla morte e dalla fame, ma se non sono profughi se ne devono tornare a casa loro. Noi abbiamo veneti che soffrono più di quelli che vogliono fare i migranti economici in giro per il mondo. Eppure il Ministero vuole attivare proprio in Veneto entro l'anno un centro di accoglienza per i profughi. Verrà scelto tra caserme, capannoni inutilizzati, alberghi. Io spero che non sia nulla, visto e considerato che i veneti sono chiamati a fare un ulteriore sacrificio ed hanno già dato. Siamo una delle 3 regioni con più immigrati in Italia, l'11% della popolazione. Dall'altro c'è anche da dire che ancora oggi 2 su 3 non sono profughi. La cronaca registra che un giovane del Gambia in Italia con permesso per motivi umanitari è stato arrestato per spaccio di droga in un parco pubblico di Mestre. Forse anche per questo la maggioranza degli amministratori pubblici veneti dice no ai profughi, nemmeno se lavorano gratis per il comune dove sono accolti. Infatti il prefetto di Treviso martedì proporrà a 23 primi cittadini della Marca un protocollo per impiegare i migranti in lavori socialmente utili, senza retribuzione e gestiti dal volontariato. La Lega Nord ha già ordinato ai suoi sindaci di non firmare il protocollo. Questa è una presa di posizione politica comprensibile e io non ho mai avuto atteggiamenti di repressione o di ovviamente ritorsione contro le scelte dei sindaci. Le rispetto, è altrettanto vero che noi come Lega ai nostri sindaci diamo questa indicazione.